E troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buongiorno e bentornati a tutti i radioascoltatori di Giallo Radio Club. Oggi parliamo di una storia triste, triste perché ha come teatro un quartiere un po' dimenticato di Milano forse, una vita dimenticata da chi più di tutti avrebbe dovuto ricordarsene, la mamma. Parliamo infatti di Diana, una bambina di 18 mesi, abbandonata dalla sua mamma Alessia, in un lettino da campeggio, in un appartamento caldo, con le finestre chiuse, in una casa disordinata, sporca, con un biberon di teuccio e uno di latte per 6 giorni. Una piccolina che non aveva scelto quella mamma e quella vita, ma soprattutto che non aveva scelto quella morte. La voce che sentiremo tra un po' è quella della sorella di Alessia, la zia di Diana, Viviana Pifferi, che oggi sta lottando per la giustizia e non solo lei. Sentiamo questo audio e poi ne parliamo con Sandro Giglioli, cronista di razza ormai in pensione, che a questa storia ha dedicato un libro, che vedete qui, Un futuro gioioso davanti, Nutrimenti Edizioni, di cui parleremo insieme ad Alessandro. Sentiamo l'audio. Ricordare Diana adesso fa male perché se solo uno avesse potuto immaginare cosa succedeva, io sarei entrata là e gliel'avrei portata via, ma tutte le volte che io ho visto Diana non avrei avuto nessun motivo di pensare una cosa del genere, che fosse lei senza lavoro, che non pensasse a dare stabilità alla bambina, sì, ma che arrivasse a fare una cosa del genere no. Io ricordo questa bambina tutte le volte sorridente, gioiosa, mai sentita piangere Diana, e io gli dicevo che era fortunata ad avere una bambina così. Adesso col senno di poi e alcune persone mi hanno spiegato che, i bambini in base a come sono diventano, e quindi lei, essendo abituata a non avere attenzioni, non piangeva mai. E questa cosa fa male adesso, fa male tanto. Alessandro, allora, benvenuto. Ci senti? Oddio, è caduta la linea. Lo riprendiamo, speriamo. Comunque, questo libro è stato pubblicato dopo la sentenza di primo grado che ha condannato all'ergastolo Alessia Pifferi. In questi giorni ne stiamo parlando perché lunedì c'è il processo d'appello, in realtà la seconda udienza, perché nella prima udienza Alessia Pifferi era malata e quindi non essendosi presentata e avendo voluto pure partecipare al processo d'appello, non è andato avanti, per cui l'hanno rinviato a lunedì prossimo. Nel libro, però, si ricorda più che altro, la storia umana, di Diana prima di tutto, ma anche della famiglia e di tutto il contorno, di tutto quello che c'è intorno, soprattutto anche questo quartiere di Ponte Lambro che non so quanti di voi conoscano. Ecco, ce l'abbiamo? È un libro che, come dice nella prefazione Piero Colaprico, dimostra che il giornalismo è ancora vivo perché, Alessandro Giglioli, ha battuto palmo a palmo, diciamo, proprio il quartiere e poi la vita in un certo senso, di questa bambina e poi di tutto quello che c'è intorno. Ci sei Alessandro? Buongiorno Laura, buongiorno a Benvenuto. tutte e a tutti. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, e per ora sei telefonicamente presente, poi magari Guarda, ho lavorato anche in una radio, quindi sono abituato, non ti preoccupare. non riusciamo a trovare Skype. Comunque, Alessandro, non so se hai ascoltato, prima abbiamo fatto sentire un breve audio di Viviana. Noi vogliamo mettere al centro Diana in questa puntata, non Alessia come si sta facendo insomma ovunque. Io quindi ti chiedo com'è nata l'idea di questo libro e,
perché raccontare questa storia, di cui praticamente si è detto quasi tutto, quasi, Beh, no, se dici che si è detto tutto, togli tutto il No, significato del mio libro che è pieno di no, no, retroscena, di dettagli. No, appunto. scherzo. Si era Ci detto sono tutto, ecco. moltissime notizie. E certo, hai ragione, Sì, Laura, non bisogna mai dimenticare la vittima in questa vicenda, perché è una bambina di sì, 18 mesi che non soltanto è morta disidratata, io poi nel mh, libro sì, ho cercato di non entrare il più possibile, di non entrare in dettagli che certo, potrebbero suscitare morbosità, ma è stata anche sottoposta sì, a 3 abbandoni sì, precedenti, alcuni dei quali sì, sono durati 2 giorni, un altro sì, un giorno e una notte, un altro un giorno intero. E come m'ha detto una volta una psicologa di quelle che ho sentito in questo caso, se fosse sopravvissuta a questi traumi tremendi di abbandono, questi traumi abbandonici mh, sarebbero emersi come certo, devastanti nel sicuramente. suo inconscio. Mh, Questa bambina oggi è sepolta a San Giuliano Milanese, sì, c'è una sua bellissima sì, foto che è apparsa anche su qualche giornale di lei sì, in un prato nella Pasqua del 2022, sì, quando un giorno, una delle poche volte che si è vista con la sorella sì, Viviana, sì, in uno dei non frequentissimi momenti di pace fra le due, sì, Viviana le ha scattato questa foto, era la Pasqua del 22, mh-mh, molto bella. sì. Sì, sì. E quindi questo libro perché? Cioè, perché hai Ma guarda, io deciso. l'ho scritto, Laura, Mh, perché è una vicenda sì, drammaticamente e dolorosamente avvincente, una mh, vicenda in cui mi sono imbattuto quasi per caso, come molti ascoltatori, credo sui giornali, e poi mi ha appassionato all'infinito, ma soprattutto l'ho scritto perché non è soltanto cronaca vera, ma cronaca nera, ma racchiude molti aspetti del reale. Cioè, mi è sembrata una storia molto intricata, molto complessa, ma racchiude aspetti che ci riguardano tutti, si intrecciano tra loro, aspetti antichi, aspetti contemporanei, aspetti globali, aspetti locali. Pensa soltanto alla solitudine, sì, all'ignoranza, sì, all'individualismo, sì. l'egoismo, L'egoismo, l'inconsapevolezza, certo, l'atomizzazione sociale, poi ci sono dentro la sessualità, certo, l'affettività, la certo. genitorialità, il lusso, la povertà, le ambizioni, divari di quartiere, divari di genere, tutti elementi che attraversano poi la psicologia, la psichiatria, la sociologia, perfino l'urbanistica, l'economia, Mh-mh. la giustizia, i media, noi media, ci siamo Sì, dentro sì. anche molto noi media. È una vicenda Mh. che intreccia tantissime cose, c'è dentro anche il Covid, perché buona Sì, parte sì, del dramma si è svolto sì, nel periodo del Covid e questo non è stato indifferente sì, a quello che è successo alla bambina, per una serie di sì. ragioni che nel libro spiego. Infatti, partiamo dall'inizio. Allora io c'ero quel giorno e, quando insomma ci hanno chiamato, ci han detto che, nemmeno noi avevamo ben capito cosa fosse successo, ecco. Ci avevano detto che appunto la polizia e il 118 era intervenuto in questo appartamento nel quartiere Ponte Lambro, nella periferia sud-est di Milano, perché c'era appunto una bambina morta, ma non si capiva bene, è stata la mamma, non è stata la mamma, non si capiva niente. E quindi siamo andati lì tutti quanti con quel caldo allucinante e, subito dopo insomma abbiamo capito cosa è successo. Tu che ricordi hai di quel giorno? Io quel giorno non avevo seguito la vicenda, l'ho ricostruito tutto attraverso le testimonianze di Viviana, Sì, la sorella, della madre, sì, di un'amica del quartiere e di altre, per il capo della squadra mobile di allora, che adesso è questore a Como, si chiama Calì, che sì, mi ha sì, sì, raccontato nei dettagli tutto quello che è sì, successo. sì. Anzi, se posso dirtelo, non eravamo solo noi giornalisti, non eravate solo voi giornalisti a non capire subito cosa era successo. Anche Nemmeno la loro. polizia sul Sì, momento ha sì, capito. sì, Lo sì. stesso Io Calì ha ricordo cominciato a lei insospettirsi. che prima di quando c'era lei proprio disse, davanti a tutti, insomma lo disse proprio ai poliziotti, disse: "Non sono una mamma cattiva, non sono un'assassina", disse subito così, prima di essere poi Esatto, è quello portata che ha detto via. anche agli operatori del Sì, sì, 118. Lei quella mattina è tornata sì, dall'F, erano sì, le 10 del mattino sì, circa, ci sono anche tutti nel libro, tutti i sì, messaggi che lei quella mattina si è scambiata certo. con diverse persone subito prima di Sì, arrivare sì, a casa, è arrivata a casa, ha aperto la porta, sì, ha trovato la bambina morta nel lettino da sì, campeggio, è andata a chiamare una vicina di casa, prima ha sì. cercato di rianimarla, eh, l'ha messa sotto Sì, l'acqua, sotto l'ha l'acqua. sbattuta, Sì, sì, sì. poi ha chiamato una vicina di casa, la vicina di Sì, casa è arrivata, ha chiamato subito il sì, 118,
nel libro c'è, fra le altre Sì, cose, sì. tutta la stenografia della chiamata al 118 che è Sì. stata registrata ovviamente, Certo. e poi è arrivato il 118, la polizia, e tieni conto che la voce si è diffusa nel quartiere, ma non si capiva bene cosa era successo. Infatti Maria, la mamma che era a Crotone, dove abita, è stata raggiunta dalla telefonata di un'amica, Dora, un'amica di Alessia, la quale l'aveva saputo a sua volta da una vicina di casa, Certo. e questa amica era convinta che Maria sapesse già tutto, e invece a lei è toccato Certo. dirle quello che era successo. Infatti poi Maria alle 15:30 telefona a Viviana. Ma, ti volevo chiedere, tu ti sei molto, concentrato, cioè, nella parte iniziale ovviamente del libro, per introdurre proprio il, mood ambientale, anche urbanistico, appunto come hai detto tu, della vicenda, ti sei concentrato un po' nel raccontare, questo quartiere. Vuoi, dire qualcosa a chi magari non è di Milano, non lo Sì, conosce? certo, non si Ecco. capisce nulla di questa storia se non si conosce Sì, qualcosa di Pontelambro, per sì, quello che io il primo capitolo ho dedicato a questo quartiere, alla estrema sì. periferia sudorientale della città, praticamente in campagna, o dopo la tangenziale, che è diciamo l'equivalente Per di quello che a Roma diciamo è il per cratere. orientarci, diciamo che dove c'è la Fondazione Monzino, che è molto famosa per la Sì, esatto, cardiologia, i milanesi ecco. lo conoscono per il Sì. Monzino. È proprio lì dietro la casa, tra l'altro, via Pavia. Esatto, il Monzino guarda fuori dal Sì. quartiere, anche questo è curioso, cioè è stato fatto in modo che le persone non avessero bisogno di entrare in questa Sì. sacca. La chiamo sacca perché è una sacca, è un quartiere chiuso su 3 lati su 4, e adesso c'è anche una strada a sud in realtà, ma è un quartiere chiuso da una parte dalla tangenziale, dall'altra parte dal fiume, a sud dai campi, e a nord c'è una via che le campi delle Marcite, a nord c'è una via che lo collega alla città. È un quartiere dove non puoi andare, non puoi finire per caso, No, infatti, anzi è quasi difficile arrivarci infatti. senza un navigatore. Sì, È stato il fortino della droga negli anni in sì, cui è cresciuta Alessia Pifferi, ci sì. sono state retate, malavita Però lei enorme, che era viveva proprio... in un'altra zona prima, no, perché il papà faceva il custode in un No, è scorretto questo. Lei eh, ha sempre vissuto lì. Il papà faceva il custode, ma andava a sì. Ah, lavorare tutte andava le da mattine. non viveva lì dove faceva il custode, okay. Sì, Faceva il sì, sì, sì. portinaio dal mattino alla sera, Sì, sì, partiva la mattina alle 7, tornava la certo. sera alle 8, e faceva il portinaio in centro, Sì. praticamente in Viale Lazio, ma ha sempre vissuto in questa casa, che anzi fu acquistata dai Mh-mh. nonni di Mh-mh. Alessia, che erano 2 immigrati dalle povere Sì. campagne lombarde, quando la mamma di Alessia aveva 1 anno, quindi Sì, siamo nel sì. pieno dopoguerra. Sì, 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 sì. E, io ricordo quando sono andata appunto, poi subito diciamo dopo insomma nel pomeriggio stesso, quando si era capito insomma la vicenda, così abbiamo cercato, di parlare con la gente del quartiere. Ricordo benissimo un farmacista lì che insomma era molto arrabbiato perché diceva: "Sì, ma io non capisco perché i servizi sociali non siano mai diciamo vengono qui ogni 2 per 3 perché ne succedono di tutti i colori, ci sono un sacco di famiglie Questa che è una questione seguono". che affronto parecchio nel libro, perché Sì, al di là degli uffici sì, territoriali, diciamo così, del Comune di Milano, che non erano mai stati allertati su infatti, questa situazione, il vero scandalo, se posso dire, o comunque quello che lascia molto sì. perplessi, riguarda i servizi sociali Ecco, dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove la bambina è nata, dove la bambina è andata appena nata. La bambina, come sappiamo, è è nata nata nel bagno del purtroppo compagno. in un water di un Sì, bagno di un sì, compagno di Alessia all'F sì, vicino a Bergamo. perché È lei stata dice che portata... non si era accorta che era incinta. Vabbè, Sì, la sua è una gravidanza ultimamente c'è misconosciuta. una epidemia di queste mamme inconsapevoli, però vabbè, chiudo la parentesi. Okay, Comunque lei e lì erano di fronte a una donna sì, che aveva avuto dei problemi psicologici comprovati in età infantile, che aveva appena partorito in un water dopo una gravidanza misconosciuta, sì. eppure non si sono No, allertati. infatti, o E perlomeno è non hanno ancora più allertato quelli grave di quando Milano. qualche mese dopo la bambina è stata nuovamente Sì, ricoverata per una febbre infezione renale, molto sì. alta all'interno di quell'ospedale, e a quel punto gli psicologi le hanno parlato, Sì, sì, perché lei non accompagnò la bambina in sì, ospedale, lei era in vacanza con sì, il suo fidanzato e fu accompagnata sì, dalla la nonna, la mamma. bambina. Gli psicologi erano parlati e lei, come si dice, li ha fatti su, Mh-mh, cioè è riuscita a sì. vendergli una Mh-mh, situazione assolutamente rassicurante,
per via cioè lei diceva di avere un compagno fisso, mentre Certo, con il suo compagno era tutta un'altalena e lui non Sì, la sì. voleva in casa, Sì, sì. e diceva di avere una rete affettiva e sociale. Non era vero, la madre stava a Crotone, con la sorella litigava, aveva solo un'amica che non si occupava certamente della bambina. Insomma, ha fatto su gli psicologi, diciamolo pure, e questi non hanno a loro volta allertato Infatti, i servizi infatti. sociali né di Leffe né di Milano. Beh, infatti, vabbè. Questo è il grande buco, è vero, e la grande domanda che rimarrà inascoltata, perché nemmeno sicuramente nel processo di primo grado non è stata data una risposta a questo, ma a molto altro, come sappiamo. Sai, come dicevo, c'è anche la questione del Covid, eravamo in pieno Sì, Covid, sì, adesso non sì. voglio giustificare il Papa Giovanni, ma il No, beh, Papa è Giovanni di vero. Bergamo è stato forse l'epicentro mondiale del Certo, Covid. certo, certo. E in quella situazione emergenziale Sì, in cui tutti gli operatori erano chiamati a sì. cercare di salvare vite, questa storia è passata in cavalleria. Sì, no, anche perché poi, comunque non si poteva, cioè quando una persona veniva ricoverata non poteva, ricevere visite di nessun tipo, quindi era tutta una situazione, sì, un po' così strana. Eravamo tutti in una bolla e anche la piccola Diana si è ritrovata in questa bolla, ma come ha detto la sorella a me in un'intervista che mi ha rilasciato, che uscirà la prossima settimana su Giallo, si è attaccata alla vita con i denti anche quella volta quando ha avuto quell'infezione renale, ed è riuscita insomma a superarla. Senti, cosa possiamo dire? Cioè, che idea ti sei fatto tu dei comprimari di questa vicenda? Quindi Angelo Mario, il Guarda, marito di io fatico a Alessia. esprimere giudizi perché è No, una storia no, che molto idea ti sei complessa, fatto, però non sono giudizi, in base a quello che sicuramente Alessia Piffer non è una persona onesta, ha caricato una certo, quantità di bugie sì, impressionanti, sicuramente ha avuto dei deficit cognitivi, non è sì, molto intelligente. Dopodiché, se gli psichiatri hanno ritenuto che fosse capace di intendere e di volere al tempo dei fatti, bisogna rimettersi a loro. La sorella Viviana è completamente diversa da lei. sì, sì, La sorella Viviana è una che dopo le medie ha cominciato a lavorare in sì, una lavanderia, mh, facendosi un mazzo così dal mattino sì, alla sera, veramente. mentre Alessia non ha praticamente mai lavorato No, in vita sua, e ha ottenuto un'emancipazione sociale andando via da quel sì. quartiere degradato attraverso il lavoro e la forza di volontà. Io credo che sia una persona, Mh-mh. anche se può apparire dura in televisione, invece credo che sia una persona estremamente provata Oh, da questa certo. vicenda, e ne sono diventato amico nel corso di questo Sì, sì. lavoro. Credo che ci sia stato da parte di Maria, la madre, Sì, il massimo possibile dell'attenzione nei limiti che la sua generazione aveva è vero, verso i figli, è cioè vero. lei cercava di provvedere economicamente, le mandava i Sì, pacchi con il cibo, sì, lei abita in Calabria, cer tutt'altra parte, quando aveva bisogno è salita 2 volte, una sì. volta anche sfidando i divieti Beh, pur di aiutare la figlia, comunque e lei poi era era una nella madre dura. casa della madre che pagava la madre, cioè comunque, Certo, la madre insomma, l'ha fatta vivere, l'ha sì, lasciata vivere in casa sua, perché sì, lei si era trasferita a Crotone con il nuovo sì, compagno che ha avuto quando è sì, rimasta vedova. E forse una signora un po' anaffettiva, questo sì, e sicuramente una persona anche lei che non ha una istruzione tale da capire la gravità della situazione. Quando la bambina da piccola ha avuto problemi psicologici, è nata anche nell'unità psichiatrica sì, infantile di Milano, sì, sì, lei non ha capito la gravità della situazione. Lei lavorava dal mattino alla sera, faceva la banconista al Carrefour, anche lei si è spaccata la schiena di lavoro. Per lei occuparsi dei figli voleva dire garantire loro certo. un tetto, da mangiare, da bere, da andare a scuola, Mh-mh. e fine Sì. della vicenda. Non ho un giudizio particolarmente positivo, se posso, Mh-mh. verso il Marito. compagno di Leffe, che non ho avuto la possibilità di conoscere perché non ha voluto Mh, parlarmi, e io ho certo. dovuto ovviamente rispettare questo suo desiderio, ma perché l'ho visto molto nella testimonianza in aula, Sì, molto 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 reticente, cioè lui è sì. arrivato a dire A disconoscere quasi tutto quello che era ma sì, gli successo. ha chiesto Sì, se sì, lui lo viveva so. con Mh. Alessia, e lui ha risposto: l'ho Sì, ospitata sì. nel periodo del Covid. Sì, Non è sì. così, hanno convissuto Sì. come marito e moglie per quasi 2 anni, insomma. Capisco, per carità, che è stata Vuole prendere capitata le una vicenda, distanze. e Sì. non ha nessuna responsabilità nella morte di Diana, e non è No. vero che non voleva la bambina fra i No, piedi, no, quello è vero, infatti. Sì, come sì, dire. sì, sì. Però non mi ha dato un'impressione particolarmente positiva, ma Mh-mh. ripeto, non l'ho conosciuto di persona. Ho Sì. conosciuto invece di persona
Sì. un ex fidanzato precedente Sì. di Alessia, che si chiama Carlo, di cui nel libro si parla Sì. parecchio, che è una delle persone più belle che ho conosciuto in queste vicende, perché è un uomo che ha conosciuto Alessia su una piattaforma di dating. Lei fondamentalmente voleva sposarsi, aveva Sì. questa mentalità Sì, anni sì, sì. 50, per cui e lui invece non era assolutamente pronto per un matrimonio, ma non ha cercato, come tanti altri maschi, soltanto un rapporto sessuale, bensì si è affezionato alla bambina. Sì, E alla è fine vero. andava a casa della Piferi a Ponte Lambro, lui abita nel Varesotto, Sì. più a trovare la bambina che non lei che credeva di essere la sua fidanzata. E lui, quando gli ho parlato, ci siamo visti più volte, ha tirato fuori il telefonino con le foto della bambina che mi ha fatto vedere, tutte inedite. Lui giustamente ne ha voluto preservare la privacy. A lui si sono inumiditi gli occhi, ho capito che voleva veramente bene a questa bambina. Lui non è apparso in tribunale, per fortuna, perché non ha nessun ruolo dal punto di vista giudiziario, però è un personaggio importante della vicenda. E il papà, cioè, scusa, il marito di Alessia, cioè l'ex marito che poi è deceduto quest'estate. Guarda, Molti dicono che è deceduto anche perché è rimasto talmente distrutto da questa vicenda. Sì, questa è una voce di quartiere ed è anche una voce di famiglia. Sì, In sì. realtà non ne abbiamo, Sì, le certo. prove. Sicuramente lui abitava dall'altra parte del Sì. pianerottolo, ha giurato e spergiurato di non aver mai sentito sì. la bambina piangere in quei 6 giorni, cosa che risulta difficile da credersi, sicché molti pensano che lui si sia lasciato andare dopo la morte della piccola per questo senso di colpa. Era una signora che al processo l'abbiamo visto, parlava un italiano estremamente stentato, era condo, diceva parolacce, è stato richiamato più volte dal Presidente della Corte. Era una persona molto ignorante, della quale Alessia si innamorò a 20 anni. Certo. Poi dopo il matrimonio è finito, lui è rimasto a vivere sullo stesso pianerottolo. C'è anche la voce che riporto solo, si dice che i giornalisti non dovrebbero mai riportare le voci, ma solo le cose accertate. Però diciamo così. Con il condizionale si può. Ma no, io non so neanche se è vero, c'è un rumor di quartiere secondo il quale, secondo alcune vicine di casa, lui il papà. in realtà il padre naturale della bambina fosse lui, perché c'è diverse persone mi hanno fatto vedere le foto, uno di fronte all'altro, uno vicino all'altro, non vedi che sono identici. Ora, di una neonata è difficile vedere che sia identico a un genitore. Comunque c'è questa voce di quartiere. Di certo è vero che quando lui ha detto che di Alessia non la vedeva mai, in tribunale ha mentito, perché perché non era vero, si vedevano. Poi in che modo si vedessero, questo io non ho la più pallida idea. Certo, cioè, probabilmente si incrociavano minimamente almeno. Oppure magari lui ha cercato di dire al processo che lui non sapeva niente da anni di Alessia, che era la sua ex moglie, la sua disinfettaia, e con la quale sicuramente ha preso un caffè poco prima che lei partisse per l'Est, quel tragico luglio del 22, perché le tazzine trovate nel lavandino ancora sporche erano del loro caffè. Sì. Vabbè, d'altronde si può capire che avesse paura di una magari imputazione di favoreggiamento, non lo so. Comunque. Lui in tribunale ballava sulla sedia. Lo so. Sicuramente questa storia lo ha minato, poi vabbè, insomma è deceduto per è morto motivi. nell'agosto, è morto poco dopo la condanna di primo grado della sua ex moglie. Posso dire agli ascoltatori gli appuntamenti a Milano e a Roma, se qualcuno per caso è in queste città? Sì, dopo alla fine lo diciamo. Adesso facciamo. Credo che fossimo già sul finale, scusami. No, abbiamo ancora mezz'ora. Cioè mezz'oretta. No, avendo lavorato nelle radio so che spesso. No, dura un'ora questo programma. Dura un'ora ed è ogni puntata su un caso, quindi lo svisceriamo da tutti i punti di vista. Io, a dire il vero, oggi avevo invitato, Viviana non poteva perché era a lavoro, ma mi ha appunto lasciato questi 2 vocali, ne faremo sentire un altro dopo, e avevo invitato anche l'avvocato di Alessia Pifferi e Alessia Pontenani, ma non mi ha risposto, probabilmente è impegnata, perché lunedì appunto c'è l'udienza, quindi torniamo tra un minuto, facciamo una pausa pubblicitaria con Sandro parlare di questa storia.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato, che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Allora, siamo tornati in Giallo Radio Club a parlare di Alessia Pifferi, cioè in realtà di Diana Pifferi vogliamo parlare, e della sua morte tragica in quel lettino da campeggio di un appartamento caldissimo, senza latte, disidratata, con
i morsi della fame, il tentativo di attaccarsi alla vita mangiando addirittura il pannolino, insomma particolari, raccapriccianti ma veri purtroppo. Nel primo interrogatorio di Alessia Pifari davanti al PM Francesco De Tommasi, lui chiede: "Sa che conseguenze può avere un digiuno prolungato in un bambino di 1 anno e mezzo?" E lei non risponde. Mi risponda. Non risponde, 12 secondi di silenzio. Lo sa o no? Sì. E che conseguenze ha? A parte la disidratazione, la morte. Ebbene, questo è stato una delle dichiarazioni, cioè in realtà è un interrogatorio, quindi, sono parole di Alessia Pifari davanti a un magistrato nell'immediatezza dei fatti, dopo che era stata fermata, che sono state molto importanti, insieme alla perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Elvezio Pirfo, che è uno psichiatra forense molto famoso e che addirittura si è occupato delle perizie di tante mamme assassine, tra cui Anna Maria Franzoni. Elvezio Pirfo, che sottopone con una sua tesista Alessia Pifferi appunto dei test, deduce che la donna è capace di intendere e volere, di stare in giudizio, cosa che, ripeto per la 100ª volta, lo dico sempre ai nostri radioascoltatori, non c'entra molto con la tua cattiveria o il tuo avere un disturbo della personalità o avere dei disturbi cognitivi o, relazionali, ma, c'entra con il processo, quindi con la consapevolezza di quello che hai fatto. Quelle parole, cioè si rende conto la risposta: "Sì, la disidratazione e la morte", sono state dirimenti, secondo me. Non solo secondo me, in realtà, anche secondo le motivazioni della sentenza di primo grado. Ehm, e Pirfo quindi dice: "È capace di intendere e di volere", fatto salvo che ovviamente si riscontra una lesitimia, che cos'è la lesitimia? È la incapacità di rendersi conto dei bisogni degli altri, una assenza non tanto di sentimenti, ma di un'assenza di empatia nei confronti degli altri. E poi un quoziente intellettivo al limite, cioè 40, 43 al massimo, che quindi un quoziente intellettivo abbastanza basso. Quindi Alessia è stata poi scannerizzata, anche troppo, abbiamo visto, da molte psicologhe in carcere e secondo la procura, che ha aperto un'inchiesta bis che si è chiusa ultimamente, con la richiesta, probabile insomma immediata tra un po' di rinvio a giudizio per 6 psicologhe, il consulente della psicologa della difesa e anche l'avvocato Pontenani. Secondo la procura appunto, le psicologhe avrebbero influenzato in un certo senso le risposte di Pifferi, quelle che poi sono state sono entrate nella consulenza di parte che è stata discussa in sede, di processo. Allora, noi non vogliamo entrare in tutte queste vicende in cui sono entrata proprio molto, molto specificatamente con un sacco di articoli su Giallo e anzi, non è finita, cioè c'è anche questa settimana e la prossima settimana. Ehm Però a livello umano, ecco, cioè togliamoci le vesti da cronisti e così, a livello di mamma, di papà, di fratello, di sorella. Ehm, Secondo te, Alessandro, resta un mistero se il motivo se cioè il fatto che si rendesse o no conto di quello che ha fatto o è stato superato questo? No, secondo me resta un mistero. Mh. Se noi leggiamo tutte le perizie, sia la perizia di parte della difesa di Garbarini, che tra l'altro anche lui adesso Sì. pare Sì, è stato chiuso. inquisito, No, non è pare, cioè è così, ho le carte, è sì. così, sì, sì. E sia quella del super parte, super parte Spirfo, Mh. e poi leggiamo anche tutte le risposte che lei ha Sì. dato in sede di Ai test. test, e poi conosciamo anche un po' la vicenda di questa donna,
Io mi sono abbastanza convinto che non lo sappiamo. Dopodiché è chiaro che Sì. lo psichiatra qualcosa deve rispondere a una Certo. corte. Una corte chiede on Certo. off, bianco o nero, Certo. non può rispondere non lo sappiamo, lo psichiatra deve arrivare a una risposta, è il suo dovere. Io personalmente mi sono convinto che lei fosse anche una professionista dell'autoinganno, cioè Vero, lei anch'io. arrivava a credere alle bugie Sì. che diceva, Sì. ne diceva una quantità inverosimile, non c'è una sola persona Sì. della sua cerchia affettiva e sociale, la madre, la Sì, sì, sorella, sì. i fidanzati, le amiche, a cui non abbia mentito, a volte senza nessun bisogno. Mh-mh. C'è una quantità di bugie che lei dice, a un certo punto lei deve disdire un driver, un Mh-mh. NCC, e cosa ci vuole disdire un NCC? Gli dici Sì. non posso più, ho cambiato Infatti. programmi, fine. E lei invece si inventa tutta una balla che la figlia era ricoverata in ospedale, Sì, gli manda sì. le foto del sederino irritato della figlia che aveva Sì, scattato sì. in un'altra occasione. Ma questa è una delle tantissime Sì. balle, mi è venuta in mente questa. Lei è una bugiarda patologica, Sì, su sì. questo non c'è dubbio, secondo me. Mh. È una bugiarda patologica, secondo me tende a autoingannarsi. Adesso non voglio entrare, anche perché non sono uno psichiatra, ma ci sono No, ma fior di infatti libri è un'idea sull'autoinganno. umana che ti chiedo, perché anch'io mi son Sì. fatta la stessa idea, cioè che lei delle volte mente anche a se stessa. Lei mente Eh. soprattutto a se stessa, lei mente Sì. soprattutto a se stessa e quindi a tutti gli altri. Ad esempio c'è un ex fidanzato suo che mi ha detto: "Ma no, ma figurati se ha voluto farlo apposta. Le era andata bene nelle volte È precedenti, vero. pensava di farla franca anche questa È volta." Ho vero. usato questa È espressione vero. qua. No, io Sì. non so se lei pensasse di farla franca, non mi se io penso che No. noi come pubblico dobbiamo sospendere Sì. il giudizio. Poi c'è Sì. un tribunale, eccetera. Quello che Sì. è successo in questa vicenda, quei 2 tifi contrapposti, il Ecco, tifo ecco. "gettate la chiave, Sì. condannatela all'ergastolo, non fate gettate la chiave", Sì, sì, e sì. il tifo invece contrario, quello Sì. poveretta è colpa della società. Ecco, queste robe da curva sud Sì, 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 sì. sono tremende. Ed è anche una cosa che m'ha detto Pirfo. Pirfo m'ha parlato pochissimo, non voleva apparire, Mh-mh. eccetera. Però m'ha detto che in una vicenda così complessa la Mh-mh. cosa che lo ha colpito di più è stato quella del tifo contrappo che lo ha capito negativamente di più, è stato quello del tifo contrapposto rispetto a una vicenda Vabbè. umana così dolorosa Purtroppo per quello tutti e per sempre succede sempre, l'abbiamo visto con la nostra Yara e quindi succede sempre. Ricordo 0292947222 e 340 670 se qualcuno volesse intervenire. Comunque io sono d'accordo con cioè secondo me è anche un po', diciamo, so, questa è una mia concezione dalla strada, non da esperta, non eccetera, ma, può essere che lei, che appunto era, inglobata in questa grande menzogna di se stessa, ehm, ehm, abbia usato una certa leggerezza. Peccato che la leggerezza porta, poi ad un'azione malvagia, di fatto è un'azione malvagia, anche se non cioè è vero, questo è Guarda, un caso di omicidio per omissione, no, cioè di, ergastolo per omissione, no, non è che lei ha fatto come la Petrolini, li ha partoriti e poi li ha seppelliti, quindi comunque o la Franzoni o la Panariello, no, degli omicidi volontari, con azione, no, agenti direttamente. Ehm, l'ha fatto in questa maniera probabilmente perché, ehm, sperava di svangarsela, sì. Questa è l'unica Sì, a risposta un che ci certo si può dare. punto lo psichiatra Pirfo, non a me, ma in una delle sue nella perizia, in un brano della sua perizia, usa un'espressione che io trovo calzante, anche se sembra una contraddizione in termini. Parla di intenzionalità inconsapevole, Ecco, cioè bravo, voler fare bravo. una cosa senza sapere che la vuoi fare. Sì. Ripeto, è una dizione Mh-mh. che sembra un ossimoro, è Sì. una contraddizione nei termini. E Sì. a me invece è sembrata la Sì. definizione più calzante, Sì. fermo restando che io sospendo il giudizio, Certo, perché e certo. poi invece altre persone, Viviana, ad esempio la sorella che è Beh, molto vabbè. dura con Alessia, Viviana è convinta L'abbia che voluto fare. lei sapesse benissimo che stava mettendo a forte rischio la vita della bambina. Beh, di fatto c'è, poi una ci so cioè
c'è stato un processo di primo grado e ci sarà un processo di secondo grado. Spesso, come dico quando insomma trattiamo anche di tanti casi qui, la verità processuale magari non corrisponde alla verità reale, quindi la verità processuale per ora ha detto che è stato un omicidio volontario aggravato ed è Sì, stato c'è quella condannato particolarità all'ergastolo. del dolo Sì, del dolo eventuale, no? Che eventuale, i infatti. nostri ascoltatori Certo, sicuramente conoscono, certo. cioè io mi comporto in modo Sì. tale per cui può Eventualmente accadere posso qualcosa. sì. Sì. La sentenza di sicuro è stata abbastanza pesante. Non parliamo di quello che sta succedendo in carcere, vabbè, non ci interessa, quella storia delle lettere, lasciamo stare. Tanto meno di questa inchiesta bis che vedremo come andrà avanti. Parliamo appunto un po' dei sentimenti anche dopo questa sentenza e dell'attesa del processo d'appello. Sentiamo di nuovo Viviana cosa dice. Mia sorella avrei voluto che questi 2 anni in carcere gli avessero fatto mettere a fuoco cosa aveva fatto, perché l'ergastolo vero sarebbe quello. Fin quando tu hai l'ergastolo ma nessuno ti fa ragionare su quello che hai fatto, ti montano solo dicendo di dare la colpa agli altri che tu non sei normale. Questo non è ergastolo. Confido ancora nella giustizia, spero più che altro che funzioni come si deve, perché Diana deve avere giustizia. Diana è morta di fame e di sete perché sua mamma è andata a divertirsi, non perché una persona incapace è stata abbandonata. Non è proprio così. Io so che lei quando ha chiuso quella porta stava andando a divertirsi e mi fa veramente male. Ecco, diciamo che mi vorrei concentrarmi su quella frase, per cui dice: "L'ergastolo dovrebbe cioè la condanna diciamo, dovrebbe essere servita non tanto in quanto ergastolo fine pena mai", che sappiamo benissimo che, ovviamente in Italia non è ostativo se non per i mafiosi, ma l'ergastolo in quanto simbolico, no, cioè la condanna all'ergastolo deve servire a darle questa consapevolezza che lei non ha mai cioè, non ha mai mostrato perlomeno, non sappiamo poi se ce l'ha o non ce l'ha, abbiamo detto che è un mistero. Cosa ne pensi, di Io questo? penso che Viviana abbia ragione quando dice, e lo ha detto anche a me tante volte, che la sua unica speranza è che Alessia la smetta di vittimizzarsi, la smetta di E di controaccusare controaccusare, la sì. famiglia, la madre, l'ex Sì. compagno, eccetera, e prenda appunto consapevolezza della sua responsabilità Sì. personale, perché per quanto una persona non sia stata amata dalla mamma, sia Ma cresciuta no. nel fortino della droga o sia stata Non usata dagli giustifica. uomini, tutto quello che vuoi, ma lei utilizza sempre questa io non so se è stata una tecnica anche processuale consigliata Ah beh. dall'avvocato Fontanani. So che se lo è stata una tecnica suicida, Sì. perché se c'è una cosa che ha indispettito i giudici di primo Sì. grado ed è scritto a chiare lettere nella motivazione della sentenza, è stata proprio la sua mancanza di responsabilizzazione. Il fatto che lei accusi tutto, accusa la mamma, dice se mia mamma mi avesse fatto curare da piccola da uno psicologo non sarebbe successo, se il mio compagno mi fosse stato vicino non sarebbe successo, se non mi avessero lasciata Sì, sola a Milano non sì. sarebbe successo. Sì, ma la bambina l'hai abbandonata tu e dopo i 18 anni siamo tutti responsabili delle nostre azioni, quali che siano i nostri problemi. Questa cosa è autentica, secondo me, perché anche nelle lettere che ho pubblicato nel mio libro che lei ha scritto a Don Agostino, che era il vecchio parroco di Pontelambro, lei dice esattamente questa cosa, quindi non è una cosa che lei fa soltanto davanti alla corte, lei pensa veramente di essere soltanto o prevalentemente una vittima. E finché non prende consapevolezza di questo, secondo alcuni psichiatri è un antisociale e alcuni antisociali sono inguaribili, cioè non potrà mai prendere questa consapevolezza. Secondo altri invece è possibile. Teniamo conto anche di una cosa che riguarda anche l'inchiesta bis. Le psicologhe di San Vittore, specialmente nell'immediatezza dopo la carcerazione nei mesi successivi, non l'hanno messa di fronte alle sue responsabilità.
infatti. E questo Quello è il anzi punto. hanno in qualche modo assecondato la sua vittimizzazione. Sì. Questo lo hanno fatto molto probabilmente Sì. perché se d'improvviso lei si fosse resa conto di quello che ha fatto, sarebbe crollata e avrebbe potuto Certo. anche fare gesti Sì, autolesionistici certo, certo. e quindi le psicologhe non sono lì per quello, sono lì per cercare di aiutare una Sì, persona. sì, sì, sì. Però forse non è stato utile, forse è stato indispensabile per salvarle la vita in quel momento e tutto quanto, ma il percorso, che non può che essere lungo e non si sa se fruttifero, verso una Sì. consapevolizzazione e una responsabilizzazione è fondamentale. Ecco, io personalmente sono, per motivi miei politici, contrario all'ergastolo per tutti. Penso che la rieducazione, che è nella nostra Costituzione, Sì, no, ma a sia parte contraddetta dall'ergastolo, quindi figuriamoci beh, per dipende. Madonna che è al limite della No, follia. pensa un po' che Non so c'è se è una REMS o qualcosa, ma sicuramente ma un la percorso REMS, sai cosa dice lei della REMS? Ci sono delle delle intercettazioni uccise. e lei dice che la REMS è peggio del carcere perché comunque almeno in carcere potrebbe lavorare. Poi ricordo, l'ergastolo in Italia non è ostativo, per cui ci sono tantissimi ergastolani che dopo 15 anni hanno iniziato a uscire per andare a lavorare, quindi la Beh, certo. rieducazione c'è, dipende dal carcere dove sei. Guarda, dipende Facciamo molto un dal carcere esempio dove a sei e anche Bollate. Sì. da una serie di cose. La Dal Franzoni carcere in dove sei. carcere ha fatto 8 anni. Sì, E appunto. e Vabbè, ma parliamo quella di è un un'altra infanticidio storia, attivo, è non omissivo. anche un altro ordinamento che permetteva dei riti che oggi non Sì. ci sono più. Comunque, speriamo, cioè adesso vediamo cosa succederà lunedì. La difesa fa la sua richiesta di perizia collegiale. Personalmente non credo che verrà accordata, però questa è una mia sensazione giurisprudenziale, puramente non lo so, derivata dal fatto che conosco abbastanza come funziona questo tipo di processi, però vedremo. Vorrei chiudere, prima di tutto ci dai tutti gli appuntamenti per le presentazioni del tuo libro. Guardate, lo faccio rivedere. Un futuro Grazie. gioioso davanti, che era una frase che diceva lei, Alessia, che Sì, purtroppo l'ho detto pochi mesi prima, a la frase è paradossale. Diana questo futuro gioioso davanti è stato tolto. Ricordo la frase che è scritta sulla tomba di Diana: volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Questo sicuramente Diana lo sta facendo, a lei credo che non interessi assolutamente nemmeno né del processo né della sentenza, perché è un angioletto e veglia su chi, insomma, su di noi tutti. Quindi Alessandro, dici dove andrai a Allora, il raccontare di libro, nuovo come questa hai storia. gentilmente detto tu, Laura, si intitola Un futuro gioioso davanti, il caso Pifferi, inchiesta su una storia sbagliata, è in tutte le librerie oppure sui siti online che vendono libri, e lo presenteremo sicuramente. Diciamo, le 2 presentazioni già decise sono quelle di Roma, venerdì 7 febbraio alle 18 alla libreria Il Libraccio, che sta in Via Nazionale Sì, vicino a Piazza conosco Esedra. bene. Sì. Poi lo presenteremo a Milano lunedì invece, 10 febbraio, che per purissimo caso Il è giorno anche del il giorno processo. in cui al mattino c'è la seconda udienza del processo d'appello. Lunedì 10 febbraio alle 18 al Teatro Menotti di via Ciro Menotti. Tra l'altro, oltre Beh, allora a tutti me, quanti dall'aula ci trasferiamo lì. A che ora? alle 18 sempre. Tra Beh, penso l'altro ce la faremo. qua a Milano la presentazione la faccio con un giornalista dell'Oggi che si chiama Cristiano Robledo, con un attore drammaturgo che si Bene. chiama Giulio Cavalli, e ci sarà anche Sì, lo conosciamo. probabilmente ci sarà anche l'avvocato di Dimitri. Viviana e di Maria, di Sì. Viviana Pifferi e di Maria Sandri, che è l'avvocato Emanuele Dimitri, che mi ha promesso che verrà anche lui, poi sentiremo anche da lui proprio anche quello come sta andando il processo, visto che alla mattina c'è l'udienza, Certo. pomeriggio alle 18 al Teatro Menotti c'è la presentazione del libro qua a Milano. Certo, va bene, grazie mille. Quando vuoi Grazie torna a a voi. trovarci, magari riparleremo sicuramente di questa storia, quindi ti rinviterò quando vedremo come finisce, insomma, perché noi cerchiamo di seguire un po' le storie dal punto di vista giudiziario. Poi noi qui raccontiamo anche tanti casi vecchi e datati, quindi se tu ti senti, insomma, se hai voglia, insomma, di venire a raccontarci qualche altra storia del Se ne saprò passato, qualcosa molto volentieri. perché no? Grazie Laura, grazie a tutte e a tutti.
Allora, grazie a tutti. Mercoledì prossimo, probabilmente, spero, riusciremo a parlare di uno dei serial killer più terribili della storia del crimine mondiale, a cui è stato dedicato un libro dal mio direttore Albina Perri, Luna Bomber americano, che sono i diari proprio di Luna Bomber, quindi la prossima volta cerchiamo di entrare nella mente di un killer. Ricordo ancora, insomma, di seguirci su tutte le piattaforme, di seguirmi anche, e poi, insomma, ci vediamo al processo lunedì 10 per chi c'è. Grazie e buona serata. Avete ascoltato Giallo Radio Club.